Siamo in compagnia di Leonardo De Gerone, allenatore del Roller Bassano, un Roller Bassano che ha perso 7-4 al Paladorando Pietri contro la BDL Minimotor Correggio, ma un Roller Bassano che ha dimostrato di non meritare questa classifica. Buonasera a tutti e grazie, perché ci serve sentirlo dire, perché siamo della stessa idea anche noi. Non abbiamo fatto un gran periodo, quindi un paio di risultati è giusto anche che non arrivino per farci crescere. Stasera forse meritavamo un po' di più, perché siamo andati sotto 4-0 in poco tempo e abbiamo avuto veramente un gran carattere per uscirne. E nel secondo tempo non voglio trovare alibi, ma ci sono un paio di episodi arbitrali, penso che sia la prima volta che lo dico, che mi hanno lasciato un po' perplesso. Non tanto i rigori in favore al Correggio, ma qualcosa secondo me dalla nostra parte poteva essere fischiato. Comunque onore al Correggio, una squadra messa giù bene, un allenatore veramente preparato che ho avuto modo di conoscere all'esterno della pista e di cui ho molta stima, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile qui. Due domande in una: cos'è successo nei primi 10 minuti della partita e cos'è successo dal 10° al 15° del primo tempo? Perché nei primi 10 minuti avete subito i 4 gol e nei 5 minuti successivi ne avete firmati 3, quindi siete rientrati in partita. Cos'è successo secondo lei in quelle due fasi di partita? Probabilmente siamo arrivati un po' scarichi, arriviamo da una settimana molto pesante, abbiamo 3 influenzati, anche Edo, il capitano, ha giocato solo 3 minuti in un momento di emergenza, però è uscito dall'influenza ieri, quindi probabilmente siamo arrivati un po' scarichi, anche forse un po' tirati mentalmente e siamo calati, però come ho detto prima, e rispondo ai secondi 10 minuti, sono contento perché tante altre partite le avremmo buttate proprio, avremmo mollato e avremmo preso una goleada. E invece siamo rimasti uniti, ho visto la squadra che non ha perso la testa al contrario di tante altre volte, è rimasta unita, si è data una mano, abbiamo tirato fuori l'orgoglio e siamo riusciti a riprendere quasi il Correggio e riaprire un po' la partita. Bene, così deve essere un punto di inizio. Partita che poi è stata in bilico fino ai minuti finali. Si riparte da quella reazione, da quei 3 gol in pochi minuti? Sì, appunto, come ho appena detto, è stata una reazione anche che mi ha sorpreso ovviamente positivamente, vedendo altre partite passate del campionato. Ho appena detto, ragazzi, si deve ripartire da qui, bisogna crederci perché le potenzialità ci sono, abbiamo fatto tanti innesti nuovi, di cui parecchi giovani, siamo tutta gente che comunque durante la settimana ha vari impegni lavorativi e tutto, e stiamo lavorando per trovare un'amalgama che comprenda tutti quanti, e secondo me ci stiamo arrivando. E secondo me appunto questa reazione è anche dovuta al fatto che probabilmente ci siamo sentiti più sicuri delle altre partite, forse stiamo trovando il filo giusto per la squadra. Grazie a Leonardo De Gerone, in bocca al lupo al suo Roller Bassano. Grazie a voi, buona serata.